Benvenuti a Sumbra de Sonoragi, stagione de Suberano. Il mondo agricolo in Sardegna ha sempre rappresentato la principale fonte di sostentamento sino all'arrivo della modernità. L'arte della cura della terra e della produzione dei frutti veniva tramandata con amore e dedizione di padre in figlio sin dalla notte dei tempi. Gli appezzamenti di terreno, qualunque fosse la dimensione, venivano attentamente lavorati per garantire la sussistenza del nucleo familiare, solitamente composto da una famiglia di gran lunga più larga rispetto a quella odierna. Oltre ai due coniugi, vivevano della produzione familiare anche la numerosa prole e i nonni dei bambini, specie se rimasti vedovi. La terra, nonostante fosse relativamente abbondante in Sardegna, non è sempre stata direttamente disponibile per i sardi. Soprattutto dalla creazione del Regno di Sardegna per opera del Trattato di Anagni nel 1295, il quale sanciva la pace tra angioini e aragonesi e garantiva a questi ultimi il dominio sull'isola, la corona spagnola prese possesso del latifondo sardo. Nei secoli successivi gli abitanti dell'isola, in grandissima parte agricoltori e pastori, avrebbero lavorato per i propri signori, duchi e marchesi, che via via ottenevano la concessione dei titoli nobiliari dal sovrano aragonese di turno e più tardi dai reali sabaudi. La famiglia rurale sarda è stata storicamente una famiglia povera e senza alcuna sicurezza di stampo economico. Le lunghe giornate di lavoro bastavano a malapena a sfamare il nucleo familiare e a pagare le tasse che avrebbero garantito di continuare a lavorare quella terra che ben poche soddisfazioni riusciva a restituire a chi, con abbondante sudore della fronte, ne irrorava e rendeva feconda la semina. Tuttavia, gran parte dei problemi relativi al sostentamento e alla scarsa redditività dei terreni agricoli non si può imputare esclusivamente alle dominazioni passate. Pure in epoca moderna, l'eccessiva litigiosità dei membri della stessa famiglia ha portato i pur teoricamente abbondanti appezzamenti di terreno a frammentarsi in tante piccole unità, incapaci di avviare una produzione di vasta scala. Inoltre, le tecniche moderne che potrebbero moltiplicare la produzione, tagliando altresì i costi, vengono ancora in larga parte rifiutate in luogo di una supposta migliore qualità del prodotto e di una difficoltà oggettiva ad essere aperti al cambiamento. Tutto questo si ripercuote negativamente sulla capacità delle produzioni locali di affermarsi in mercati esterni all'isola e si pone in contrasto con il tentativo, pur lodevole, di qualche azienda di provare a conquistare fette di mercato esterno. I sardi e la Sardegna potrebbero rappresentare nel mondo il segno dell'eccellenza di un popolo che, con i suoi prodotti, rimane ancorato alla tradizione dei propri padri, pur comprendendo la necessità di modernizzare i sistemi di produzione. Tuttavia, per fare ciò occorrerebbe prendere l'esempio di chi, nei secoli passati e sulla terra, patì le peggiori pene a causa di un sistema produttivo che non restituiva alcuna soddisfazione a quei padri che, con tutte le loro forze, avrebbero desiderato un destino ben più prospero per i propri figli. In molti, purtroppo, si risponde a questo sacrificio d'amore dilapidando quelle piccole opportunità di mettere realmente a frutto e rendere redditivo il tesoro che giace ai nostri piedi. Traballo del messaio. Pesa da sughizzi ogni mengiano, aggiungi di vosi a su carrettoni, prepara da sabertola, a inas e marroni, e cibessidi con i funis in mano. Su messaio ha susato de pidandai, potrà ballai con basca e friscura, sa terra e con giauso di agricoltura, e a tradu merì torra da furriai. Vita de sacrificio e tormento, ogni addie, mesi e a totanno, in saludi a portasi in malanno, con povide fillusu nessuno lamento. Agina, mendula, fa, trigo e olia, potrà innantesi a malapena tutta sa bella famiglia in armonia. Manca in poveresa e in pena, in domo non manca da s'allegria, un usano esempio de vita serena. Beh, su traballo del messaggio, impari a su traballo dei pastori, forse se su traballo più antico dessa terra nostra. E babu tu guru fadia da su messaggio, e ti ricordo da isi del nonno. Babbo mio, fiato un messaggio, poi sta cansando, so via da come tenere su traballo, proso importante, impari a spastori, si può di tirare innantesi, in casa tutto pile da Sardegna.
Babbo mio via do messaggio e su messaggio un santo soliannà tenni vari appezzamenti del Renzo. Sono mancai atteso desatro, poiché è il suo strumento via cusso, a se ne pesai ghizzi, il suo beccibessiato con suo carrettone e con suo guardo. Poi andai, mancai a Sabingia, o andai a Isolias, o andai anche a Puntimendola, o anche a via da sotto, o anche a Savà, o anche a Sodrigo. E quindi pesai ghizzi, poi tenni su guardo pronto, attaccai su carrettone e ci bessia traballai a tutto di e infatti si ingolia cose papà e de domo poiché no certo non tenia da tempo su de torrai a domo a prandi e quindi furriata direttamente a mediatrado sudante dei voti sistemai d'orra e sa bestia su guardo con su carrettone a una bella sciacquata e ci passai un'ora in allegria in famiglia con filus e povida dopo a di bella impegnata de traballo. E questo è este s'ha ricordo del babbo mio, una vita del sacrificio, del traballo, insusato, proprio di dire innantisi, sempre con orgoglio tutta sa famiglia. E in cappa sa poi su via da su momento più bello dessa giornata, quando fistisi tutto in pari. Beh certo, il sopregio del babbo, a vista famiglia che cresce, è una popida che alleva la sa famiglia, con suo traballo su, è via da un motivo di orgoglio, poiché una vita del sacrificio, poiché non è che si può permettere tante cose, se basta da pensare che babbo mio era un dei gustus che ha saltato su mari dessa Sardegna vetti può andare in guerra quando vi andavo a Gorizia e a Trieste poi ovviamente non ci vi andava possibilità di come tenere di dinai proprio si può permettere come te fate su noi una gita di ferie a San Mario e in montagna quindi il suo traballo e il suo sacrificio che fa niente tutto il babbo di questo periodo che antivetti traballao con l'unico scopo di ciarrennesci a si va a domo ma poi allevare sa famiglia e tirare in avanti sia da sa domo che figlio su e popilla insomma e quindi sta soddisfazione umana per sommi che traballata via questo a ciarrennesci a portare in avanti questa missione poi di missione si trattata con tanto sacrificio. Biugasi scritto bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, leggisi anche un bello diccio che grazie di bei con questa poesia. Ho dicho che poi grazie ai bene con questo traballo del messaggio, poi adesso puro traballo buono, non ci bolli pressi. E questo duscideus bene, poi ta sapresti fai danno su. Ma infatti sul messaggio quando andava a traballare e sul messaggio dei moi è proprio cosa mancai in modo diverso rispetto a prima non ce li appressi poiché sia che uno vesti di arendo del reo sia che vesti binennendi in bigia sia che vesti di rendivà o messendi trigo sapresti è sempre stetta sa cosa che ha di fatto va in male sul traballo e quindi mesomini de un'orta incarrerai appunto del babbo mio, predica sempre di non tenere pressi per il suo traballo, proprio per fare una cosa fatta bene, con ragionamenti, che non si pressi, con calma, e il suo traballo non ti torna da passare in mano su un'altra volta. E questo balli di sempre, finza sa poi straballo su de oi, che funti meda diverso su de straballo su de prima cancotta. E un altro diccio a su questa gente che traballa da due deneusu. Dice su questa gente che traballa da c'è una bella pariga questa che sa vita nostra è fatta quasi tutto di traballo e ho dice che li puoi grazzare esti traballa come mullenti e pappa come cavalieri e beh tocca da si da pogai con qua soddisfazione a pusti svadite traballo beh non sono rauso traballa come mullenti questa che associavo a sa bestia a traballare in meda o linnai a fare sacrificio a non castare orario a incropare sa schina di mangiare merì, quindi a traballare in meda, però sa soddisfazione dopo di essere traballare in meda tutto di e da papà come una cavalieri, e cioè a papà bene, senza sa mesa, con tranquillità, con sa famiglia, quindi commenti poi adesso cavalieri. Esi du meri tanta bu, ischi traballanta commente mullenti si scedaus. Nara mi quantro dicia su questo traballo. Ora dico che mi piace in meda su questo traballo, che apprezzo da sempre, degando via piticco de euro, ma da puntegno di altra gente per un anno a metà di me, esti, su chi ipotesi fa io, non lo lessi sta crassi. Questa è una cosa intelligente meda, spiega Siddu. Ma adesso che questo è un dicio che anda bene per la gente che vuole di portare innanzi su certo tipo di traballo, ma lo devi portare in conca, lo devi pensare e lo devi fare. E cioè, tollunai, che chi tieni sua cosa fai, non varsti droga, fai i tuoi. Poi questa cosa fatta è profotta su ferro, quindi questa cosa che devi si fare, prima da faisi e prutti da catasennantesi, quindi chi da fai soi non lo devi se lasciare a crasi, poi sta in crasi, poi succede imprevisto, poi succede una malattia, poi succede un strubbo in famiglia, poi succede tante altre cose e quindi su chi non ha si fatto ti lo dovrà portare innanzi chissà po' quanto tempo. Ecco questo proverbio mi piace in meta.
Su chi può fare io, non lo lasci sta crasi. Fai subito, poi ta sta cosa fatta come ti viene di prima e profotti del suo ferro. E questo dopo devo considerare come un consiglio vodottus. E oggi traballau su de domo è meda importante di essere ben organizzato e di non lasciare a crasi su chi potete fare oggi. Noi voi ti ho ascoltato e siamo ben contenti. E dunque, ci teniamo appuntamento alla prossima poesia. Grazie a me a tutti, mi ha fatto molto piacere, voi pure, di essere intrattenuti per qualche minuto. A si torna a intendere all'estero con saluti. Deo bollata.